attacchi di Bossi, ma nella Lega la tensione resta alta dopo i risultati delle ultime amministrative e soprattutto resta alta in Veneto, dove è stata per noi Francesca Barzini. Vediamo ora la seconda puntata della sua inchiesta. Questo è il municipio di Verona, qui regna Flavio Tosi, che da segretario nella Lega in Veneto fa il buono e recentemente il cattivo tempo. È lui che ha scelto i candidati nell'Interland con le sue liste. È lui che a Villafranca, Bussolengo e Sona ha imposto i suoi e ha perso. All'opposizione, per il PD, sono anni che Franco Bonfante raccoglie dati, carte, per smascherare il sistema Tosi che prevede i suoi fedelissimi piazzati dappertutto. Mentre eravamo lì si parlava di un ennesimo concorso truccato. È un sistema di potere molto spregiudicato che incomincia a traballare notevolmente proprio perché sono stati violati una serie di norme. Come sta la Lega qui nel Veneto? È in difficoltà per la spaccatura che è sempre più evidente fra Zaia da una parte e Tosi dall'altra. E ci spingiamo nella bassa veronese a Oppeano per incontrare un grande escluso dal sistema Tosi. Alessandro Montagnoli ha molti consensi, è forte nel territorio, qui è stato rieletto sindaco col 78%, ma alle ultime politiche è stato retrocesso in zona non elezione. Per risorgere bisogna partire come siamo partiti 20 anni fa, con degli ideali e dei valori chiari, con un progetto politico che è quello del federalismo, lavorando tutti insieme di squadra. Ci siamo fatti del male in tanti casi, per cui se abbiamo un'unica possibilità ancora, perché i cittadini con il voto ci hanno dato dei segnali. Dobbiamo lavorare tutti quanti insieme. Se c'è dialogo, confronto e ritorno sul territorio, gli spazi per crescere ancora ci sono. Ignazio Messina è il nuovo segretario dell'Italia dei Valori, eletto con quasi il 70% dei voti.